Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, siamo Piazza della Repubblica, prove di normalità perché finalmente dopo il 2020 che non è stata presentata ritorna la pista di pattinaggio in questa straordinaria piazza. Siamo con il vice sindaco Doriano Mancin, la consigliere Cinzia Braghin e Giordano che ci illustrano questa nuova novità di questo 2021. Il Covid purtroppo ci ha un po' penalizzato in questi periodi, però ritorniamo alla grande con una pista ancora più grande. E mi diceva Giordano che addirittura 30 metri per 15, una cosa mai vista, e l'abbiamo qui a Portoviro. Quindi devo dire che l'amministrazione, con tutto quello che abbiamo fatto, la manifestazione di interesse eccetera, finalmente l'amministrazione, il sindaco e la Cinzia, io la considero la regina delle luminarie di Portoviro, quindi siamo qui in un'intervista, una chiacchierata fra di noi per dire che il Natale lo vogliamo illuminato e luminoso. E io sono qui e non vedo l'ora, cara Cinzia, di vedere questa pista, chiaramente con tutto il paese illuminato, e questo so che tu sei considerata la regina delle nostre luminarie, delle nostre cose luminose della città di Portoviro. Senza svelare i segreti, quest'anno praticamente abbiamo fatto un pochino di cose in più, tipo Piazza Garibaldi, abbiamo aggiunto un albero molto carino, devo dire la verità, molto bello veramente, e Piazza Marconi. Ci sarà un pacco regalo gigante molto bello anche quello. Quest'anno qui in Piazza Repubblica non posso fare l'angelo perché, come saprete, verranno fatti dei lavori in Piazza Repubblica, quindi io la parte dietro dove vedete dove c'è la Meridiana verrà chiusa e quindi l'angelo non ho potuto farlo, ma ho regalato un camioncino colorato pieno di luci che è alla mia sinistra, che poi vedrete illuminato, ed è una cosa molto molto diversa. Insieme, naturalmente, come avrete visto, ci sono delle luminarie nuove anche in corso di sorgimento, dove i commercianti hanno collaborato praticamente con il comune e abbiamo fatto queste bellissime luminarie, anzi loro hanno fatto queste bellissime luminarie in corso di sorgimento, via Zara e via Cesare Battisti. Poi naturalmente in via Roma, tutta la via Roma è stata fatta dai commercianti di via Roma, regalata naturalmente da loro, pagata da loro, e questo è giusto chiarirlo, ecco. Volevo anche dire che grazie alla famiglia Giordano Truzzi e anche la famiglia Siviero, sono dei cittadini di Portoviro che hanno dato molto per avere la pista a Portoviro. Li vedrete in questi giorni a lavorare, io direi giorno e notte, proprio per arrivare al 4 e inaugurare come si deve. Niente, la pista sarà posizionata, diciamo, in orizzontale così, e sarà una 30x15. E io ringrazio l'amministrazione, la città di Portoviro, il vice sindaco, la nostra consigliera, il sindaco, tutti, per avere fatto questa grande cosa, che ripetiamo anche quest'anno, come nel 2019. Naturalmente vi aspettiamo allora, come abbiamo detto, il 4 di dicembre con l'inaugurazione della pista di pattinaggio e tutte le luminarie accese. Vi aspettiamo qui in Piazza Repubblica insieme al sindaco Maura Veronese, al nostro vice sindaco Doriano Mancin e tutti i consiglieri comunali. Mi raccomando, non mancate, e grazie a tutti. Ciao!